Benvenuti a un nuovo appuntamento di un quarto d'ora con, negli studi di Verona Network, c'è il consigliere regionale Alberto Bozza. Benvenuto. Buongiorno, grazie. E ovviamente alla mia destra il direttore del gruppo Verona Network e del quotidiano Daily Verona, Matteo Scolari. Grazie Alessandro e benvenuto al consigliere Bozza qui nei nostri studi di Verona. Facciamo quindi un punto su questa legislatura della Regione Veneto che si sta chiudendo, in autunno si voterà, non abbiamo ancora la data precisa, ma possiamo chiedere quindi al consigliere Bozza, che è un veterano delle istituzioni sia in città sia in regione, un bilancio intanto personale della propria attività in consiglio comunale in questi 5 anni, regionale in questi 5 anni. Ma sicuramente è una legislatura per me come prima esperienza, ma comunque estremamente positiva. Io sono membro della Commissione Bilancio, della Commissione delle Politiche Agricole e Attività Produttive, oltre che turismo, sport e istruzione, quindi diciamo queste sono le materie nelle quali ho lavorato e sto lavorando con dei progetti insomma nell'ambito dell'agricoltura piuttosto che nell'ambito anche al mio caro sport, insomma, avendo avuto per anni la delega allo sport qui al Comune di Verona. Dicevo, un bilancio sicuramente positivo, un bilancio nel quale avremmo potuto sicuramente incidere e fare di più. Ricordo che noi siamo solo come consiglieri, componenti di questa maggioranza, non avendo la possibilità di essere membri di giunta o rappresentanti di presidenti quali presidenti di commissione, quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con la cittadinanza, con le associazioni di categoria, con gli amministratori e abbiamo prodotto anche un discreto numero di proposte di legge e anche di iniziative che ancora oggi insomma sono cantieri che stanno andando avanti, per cui ritengo che sul territorio veronese sia stato fatto un buon lavoro. Ha sfiorato il tema, quindi anticiperei la domanda tra virgolette antipatica. La posizione di Forza Italia in questi 5 anni è andata un po' degradandosi all'interno di quella che doveva essere la maggioranza, ma in realtà a tratti è diventata quasi opposizione, o sbaglio? No, io direi assolutamente no, perché non c'è un provvedimento di legge che sia stato portato in Consiglio che abbia avuto il voto negativo di Forza Italia, quindi noi abbiamo sempre sostenuto, approvato i provvedimenti, gli atti diciamo di Consiglio e anche di Commissione. C'è stato solo una parentesi nell'ultimo bilancio dove non abbiamo votato, cioè né contro né a favore, cioè non abbiamo votato una parte sola, quella specifica dove si innalzava l'IRAP, cioè la tassa alle piccole e medie imprese, perché a nostro modo di vedere non rispondeva né a quello che era il programma con il quale ci siamo presentati insieme come centrodestra ai Veneti 4 anni fa, dove appunto il primo punto era Veneto no tasse o tax free come si voglia dire, e dall'altra una scelta unilaterale del Presidente che non ha avuto né condivisione né collegialità, e noi in questo momento storico riteniamo che aumentare le tasse alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura economico-produttiva storica del nostro Veneto sia stata una scelta politica sbagliata. Senta, a proposito di Forza Italia, dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi, molti davano per morto anche il partito, che invece ha saputo rilanciarsi anche a livello regionale. Non molti ci avrebbero creduto. Ma sì, perché intanto Forza Italia è un partito sicuramente che è nato grazie a Silvio Berlusconi. Però la capacità di Forza Italia è stata quella proprio sulla forza di Silvio Berlusconi, i valori, i principi, l'organizzazione che aveva impostato, di andare avanti con questa eredità, trovando in Tajani una figura di una persona di grande esperienza, di grande capacità, moderata, di buon senso direi anche, che comunica in maniera rassicurativa. Quindi la concretezza diciamo della persona ha consentito poi di avere al suo interno tante altre figure, quali ad esempio il segretario nostro regionale Flavio Tosi, che insomma è noto per pragmatismo, per organizzazione e soprattutto per essere capace di essere in mezzo alla gente e pronto a dare le risposte alla gente. Questo grande, diciamo così, rispetto nei confronti del cittadino ha dimostrato e sta dimostrando di ottenere in Forza Italia una proposta credibile da parte della cittadinanza, quindi sta crescendo ad ogni tornata elettorale con numeri sensibilmente in aumento, quindi la dimostrazione che si sta facendo un buon lavoro, tanti amministratori si stanno avvicinando, quindi vuol dire che il progetto politico è un progetto politico di sostanza.
Certo, bisogna dire che anche proprio il vostro segretario regionale Flavio Tosi non ha risparmiato attacchi anche al presidente Zaia. Un voto a questi 5 ma 15 anni di Zaia. Ma guardi, allora, noi non è che abbiamo criticato diciamo in maniera pregiudiziale l'azione politica, anzi dicevo prima abbiamo votato, abbiamo migliorato anche a nostro modo di vedere delle proposte di legge in sede di Consiglio, e il tema è un altro, il tema è che quando manca il confronto all'interno delle forze politiche di maggioranza, perché non c'è stato in questi anni per una scelta del presidente Zaia, legittima voglio dire da parte sua, ha preso un gran consenso e ha deciso di intraprendere questa strada, cioè di tenere Forza Italia fuori dalla Giunta, fuori dalle presidenze di commissioni. Quindi il nostro unico modo per poter cercare di interagire è in sede di commissioni, in sede di Consiglio. Poi quando le nostre proposte non vengono ascoltate, non vengono prese in considerazione, noi dobbiamo far conoscere alla cittadinanza quella che è la nostra posizione in determinate situazioni e anche far conoscere che cosa noi avremmo proposto rispetto a quello che invece è stato proposto. Quindi io ritengo che noi abbiamo fatto un'operazione molto leale, molto corretta, ovviamente identitaria, perché non è che siamo sottomessi e quando le cose non vanno bene, come ad esempio nel mondo della sanità, noi abbiamo il dovere nei confronti dei cittadini di dire che cosa non va bene e che cosa si dovrebbe invece fare per migliorare. Quindi io direi che sono comunque 15 anni di buon governo, 15 anni dove il Veneto ha saputo tenere bene, 15 anni dove si sono ereditati opere e infrastrutture strategiche derivanti dai 15 anni precedenti e insomma diciamo il bilancio può essere solo che positivo. Negli ultimi anni sicuramente qualcosa non va come dovrebbe andare, e sanità, l'agricoltura, nel veronese abbiamo le infrastrutture. E l'autonomia, che forse non è andata in porto. Ma l'autonomia noi abbiamo sempre sostenuto, noi siamo l'unico partito che in Consiglio regionale detiene nel proprio simbolo autonomia, Forza Italia autonomia per il Veneto, perché da Berlusconi, che era un convinto federalista autonomista, è sempre partito un messaggio chiaro di responsabilità. Noi infatti abbiamo sempre avuto un atteggiamento molto realista e concreto, perché insomma la prima bozza di proposta di legge sull'autonomia arriva proprio da un nostro consigliere regionale, poi ovviamente la Lega la fa propria con Zaia e andiamo a referendum. Però poi noi a livello nazionale abbiamo sempre portato avanti con un senso di responsabilità. Che cosa vuol dire? Autonomia differenziata, non voler tutto e subito, perché era un processo comunque complesso e complicato, ma per step graduali fino ad arrivare a portare a casa in tempi corretti, non sto dicendo domani mattina, ma in tempi corretti, una riforma importantissima, sulla quale noi siamo ancora convinti che sia fondamentale portare avanti nelle dovute maniere. Probabilmente qualcuno ha venduto l'autonomia come l'autonomia del Trentino o della provincia di Bolzano, cosa che non è, non sarà e non è costituzionalmente previsto possa essere. Quindi dobbiamo anche raccontare ai nostri cittadini fin dove si può arrivare con l'autonomia, che comunque è uno strumento di grande opportunità. Autonomia che è passata tramite un referendum consultivo nel 2017, l'8 e 9 giugno si è parlato di altri referendum abrogativi, si è astenuto lei da questo voto? Cosa ha fatto nello scorso weekend? Ma io ho seguito la linea convintamente del mio partito, che è quella di non andare a votare, perché è una delle modalità ovviamente consentita e prevista, cioè quella di non andare a votare. Un conto sono le elezioni amministrative e politiche, dove è doveroso, a mio modo di vedere, andare a votare per scegliersi i propri governanti. Questa è una questione diversa, è un referendum che innanzitutto con dei quesiti che va a introdurre in un quadro complesso dal punto di vista legislativo delle modifiche in ambiente, nei settori quali il lavoro, che avrebbe creato più danni che benefici. E poi quello sulla cittadinanza, dove abbiamo visto la nostra abissale posizione rispetto a quella del centro-sinistra. Noi siamo tra l'altro protagonisti di una proposta di legge sulla cittadinanza sullo Ius Scholae, che per noi è il percorso più garantista per arrivare dopo 10 anni ad avere la cittadinanza, cioè prendere i bambini e le bambine dalle scuole di formazione dell'obbligo con un percorso continuativo per 10 anni, dimostrando che i bambini sanno leggere l'italiano, scriverlo, parlarlo, la nostra storia, tutte le nostre materie, che
consentono di mettersi nelle condizioni, essendo ligi anche nei confronti della legge, di poter formare una persona quale buon cittadino italiano che ha conosciuto e sa parlare la nostra lingua e quindi può integrarsi in una maniera responsabile, perché per noi l'integrazione è un punto di equilibrio tra farlo in maniera responsabile e la sicurezza, senza svilire o svalutare quello che è uno status di cittadinanza, di cittadino italiano, che per noi ha un prestigio, ha una storia e anche una serietà. E questi referendum hanno dimostrato che non solo il popolo italiano non è in linea con le battaglie del centro-sinistra, cioè o perlomeno queste battaglie pretestuose e strumentali. 2, perché l'hanno caricato politicamente dimostrando di sbagliare ancora una volta. E 3, perché anche sul punto, quello della cittadinanza, dove erano straconvinti comunque di portare a casa un risultato positivo, sono stati bocciati dagli stessi suoi elettori che sono andati a votare esprimendo il no alla riduzione della cittadinanza a 5 anni. È stato quasi appunto il voto con risultato sorprendente dal punto di vista appunto negativo per chi lo proponeva. Lato soldi spesi, 400 milioni dai cittadini italiani, quando avremmo potuto spenderli meglio. E poi permetta una cosa, cioè noi eleggiamo i parlamentari che devono andare a Roma, Camera e Senato, e avere il ruolo di legislatore, cioè è in quella sede che si devono confrontare. Sono pagati, hanno questo ruolo per farlo, e noi non possiamo permetterci di buttare soldi in questa maniera, quando i nostri rappresentanti, indipendentemente dalle forze politiche, in quella sede devono modificare eventualmente le leggi, recepire quelle che possono essere dei cambiamenti anche delle esigenze della nostra società civile e trasformare di conseguenza risposte concrete. Non sono i referendum la soluzione. Voltiamo pagina. Verona, isolata in Veneto e lontana dai palazzi di Venezia, è un luogo comune o c'è del vero? No, allora, se noi guardiamo i bilanci, se noi guardiamo le infrastrutture, se noi guardiamo le opere, se noi guardiamo i numeri, insomma, tra la parte del Veneto orientale e il Veneto occidentale ci sono sostanziali differenze. Ed è uno dei motivi per i quali noi, insomma, abbiamo avuto anche delle posizioni, insomma, un po' critiche nei confronti di questa amministrazione regionale, al di là di riconoscere tanti buoni interventi che sono stati fatti, e c'è quella di non tenere in debita considerazione non tanto la provincia di Verona perché pretende chissà che cosa, ma quanto per essere la provincia in Veneto ad avere il PIL più alto e quindi avere anche delle realtà economico, agricole, industriali che siano, ma anche in termini proprio di capacità di attrarre investimenti, turismo, infrastrutture, che non ha avuto quella prontezza di attenzione e quindi di risposte in termini concreti da parte della Regione Veneto, lasciando al palo tante partite strategiche purtroppo, mentre in altre parti della nostra regione hanno beneficiato di sostanziali contributi che hanno permesso di fare investimenti importanti. Cioè, voglio dire, si è fatto un aeroporto a Treviso a poche centinaia di metri, passatemi il termine, da Venezia, quando avevamo un bisogno immenso a Verona di iniziare quanto prima una ristrutturazione e anche una strategia sul nostro aeroporto. Quindi ho preso questo esempio perché forse è quello più noto, ma avrei potuto prenderne tantissimi altri, e credo che Verona meriti davvero di contare molto di più in Regione Veneto, e io spero che la prossima volta questo possa accadere. Andiamo verso la chiusura. Cosa le chiedono i cittadini quando la incontrano per strada? Qual è la cosa che le chiedono più spesso? Ma guardi, la cosa che mi chiedono più spesso è le problematiche quotidiane che sono ormai alla portata, diciamo, di tutti, sia per chi vive nel quartiere che nella città, sia ovviamente per i portatori di grande interesse che magari hanno ovviamente necessità di una risposta molto più ampia e articolata. Io credo che oggi ci sia bisogno del cittadino, che questa è la cosa più importante, di poter interloquire direttamente con chi oggi è loro rappresentante in seno alle istituzioni. Io oggi continuo ad andare ai mercati, continuo ad andare nei quartieri, continuo ad andare in mezzo alle associazioni, continuo a fare questo tipo di attività. Molti mi dicono che vado anche a troppe sagre, è vero, ma perché innanzitutto per sostenere il volontariato, perché insomma sappiamo le nostre... Certo. E poi perché sono comunque un'identità di un territorio. Poi perché incontri tanta gente, e in quell'occasione è un modo di confrontarti, di poter capire e recepire quelle che sono le loro esigenze, e tu che sei nelle istituzioni il tuo ruolo è quello di portare la loro voce lì e cercare poi di dare risposte. Questo è quello che i cittadini ci chiedono: attenzione,
poter avere il proprio rappresentante politico a dimensione, passatemi il termine, d'uomo, cioè di potergli parlare, poterlo incontrare e non vederlo solo nel momento del voto o in televisione. O a un quarto d'ora con. Oppure a un quarto d'ora con. Fuori dalla politica, qualcosa che non conosciamo di Alberto Bozza, qualche hobby particolare che esula insomma dall'impegno professionale politico? Guardi, io di hobby ne ho diversi, però credo che oggi, al di là del mio lavoro, che insomma cerco sempre di gestire nonostante tra tanti impegni. i tanti impegni, però io credo che oggi per una persona che ricopre un ruolo come il mio, quello del consigliere regionale, dove è un territorio immenso come quello della provincia di Verona, tra l'altro bellissimo, credo che il proprio tempo libero sia quello di stare anche nel momento di svago comunque in mezzo alla gente, e io la ritengo una cosa doverosa. Il giorno in cui non farò più questo tipo di attività, probabilmente mi dedicherò a quegli hobby un po' soppressi in questo periodo, ma purtroppo la passione mi porta ad essere così, quindi mi sacrifico nei miei hobby e spero che insomma questa sia anche una cosa apprezzata, ma lo faccio per senso del dovere e per convinzione ormai da 23 anni. Alberto Bozza quindi non stacca mai dalla politica, lo ringraziamo per essere stato con noi oggi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ovviamente al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro e grazie al consigliere Bozza per essere stato qui con noi. Grazie alla regia, e si chiude questa puntata di Un quarto d'ora con. Vi raccomando di continuare a seguirci sui nostri canali di Verona Network, Daily Verona e Radio Adige TV. Buon proseguimento!